Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo con la velocità da parte di Zamora Font che cerca di scavalcare Special Matto. Numero Special Matto 8, che per il momento Verduzzo rientra, MDM, Zamora Font squalificato. all'esterno, Alba Chiara Dipa, poi è partito bene Vulcan Rodi che ha al suo interno Tilde Mati, quindi ancora il 10 di Spritz Holz avanti ad Afrodite B. Ancora Unica Kagemar che ha girato benissimo da Veno 20, si trascina Ulisse F ed Amber Prad, gli altri un po' più indietro cappeggiati da Zima Jet, avanti a Zippa di Tu, Vortice Leo e ancora Tubigi che ha girato malissimo con l'1, 29,5 per i primi 400 metri corsa e Zamora Fonte è sfilata al comando nei confronti di Special Matto. All'esterno Alba Chiara Dipa, in pariglia Vulcan Rodi, terza la corda è Tilde Mati. Poi ancora Afrodite B con a destra Spritz Holz a precedere Unica Kagemar, quindi Ulisse F e Amber Prad. Questo è il primo gruppo con la mossa esterna da parte di Vulcan Rodi che prova ad andare sulla testa della corsa. 1 minuto per i primi 800 metri di corsa, non fa mancare l'andatura Cosimo Cangelosi in Salchi a Zamora Font che si mantiene sul piede dell'1,15 anche quando si va verso il chilometro, passato in 15,3, in vantaggio Zamora Font, all'esterno Vulcan Rodi, lungo la corda Special Matto, in pariglia Alba Chiara Dipa avanti a Spritz Holz, poi Tilde Mati, ancora Afrodite B e Unica Kagemar, nessuno che muove, 1,30,5 per i primi 1200 metri di corsa, si prosegue così con ritmo sollecito verso l'ultimo passaggio sotto alle tribune. Siamo a 1000 dalla conclusione, Zamora Font e Vulcan Rodi che amministrano il ritmo, un altro paletto in 15,5 alla curva di sinistra, Special Matto è apparegliato da Alba Chiara Dipa, quindi Tilde Mati con a destra Spritz Holz, poi Afrodite B e Unica Kagemar, di dentro Zima Jet al largo Ulisse F, davanti alle tribune un paletto in 15,3. 31 per questi 400 metri, in vantaggio Zamora Font, al largo Vulcan Rodi, cede Special Matto che porta indietro il treno alla corda, si prova a muovere Spritz Holz in terza ruota aggirando Alba Chiara Dipa, Zamora Font in vantaggio, Vulcan Rodi che attacca al largo, Spritz Holz che si mette in terza, viene forte anche Afrodite B, mentre c'è la mossa da parte di Ulisse F che cerca di rifare il gruppo. Zamora Font intanto ancora in vantaggio, attaccata da Spritz Holz, poi Afrodite B e Ulisse F, prova a fare l'arrivo anche Amber Prad, mentre cala dopo percorso oneroso Vulcan Rodi, è passato Spritz Holz nei confronti di Zamora Font, al largo Afrodite B, poi Ulisse F in terza ruota alla retta d'arrivo con Spritz Holz in vantaggio nei confronti di Ulisse F, Afrodite B che prova ad andare di dentro, Spritz che si difende, attacca Ulisse che va su Spritz si difende, Ulisse attacca sul palo, forse Ulisse F ha battuto Spritz Holz ma è stretta, terza Afrodite B, poi andiamo a vedere per le piazze con Amber Prad finita forte sui resti di Zamora Font. Ulisse F e Spritz Holz in fotografia, con Spritz Holz che ha provato a difendersi lungo la corda, Afrodite B che ha smesso di trottare bene e si è accontentata, Ulisse F che però ha insistito forte in mezzo alla pista, il 15 di Antonio Di Nardo che insistono all'attacco del battistrada. Andiamo a vedere sul palo, il successo è tutto per Ulisse F, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, il signor Sbrizzi alla proprietà 15-10-7, l'ordine della Tris 15-10-7 13 il quartet, 15-10-7 13-4 la combinazione per il quintet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni, interventi della giuria. Il successo di Ulisse F e di Antonio Di Nardo nella Tris quarta e quinta di giornata nei confronti di uno stoico Spritz Holz, al terzo Afrodite B, al quarto Amber Prad, al quinto Zamora Font.